Ciao amici, questo è il 15° episodio che si apre come il precedente. Siamo più che mai intenzionati a scatenare la guerra contro Portogallo, Spagna e alleati. E allora, dobbiamo solo prepararci. Quindi adesso manderemo l'esercito nel Lazio in modo che sia pronto per attaccare quello napoletano. Possiamo richiamare forse già le navi. C'era una riflessione che volevo fare riguardo agli edifici, che come ricorderete nello scorso episodio ne abbiamo costruiti tanti, abbiamo speso diversi ducati per costruire questi edifici, questi mercati. Dov'è che li ho costruiti? Vediamo un po'. Che ci davano più, come vedete ne abbiamo fatti un bel po'. Abbiamo speso circa 500 ducati per farlo. Forse anche di più. E... ok. Allora, questi edifici ci danno più potere locale. Però, in realtà, più potere di commercio. Che poi influisce sulla quantità di potere di commercio che abbiamo nel nodo. Però in realtà ho pensato che ho fatto un po' una cavolata perché questi edifici mi avranno dato un piccolo aumento di potere di commercio che viene dato solo in parte dalle province ma soprattutto anche dalle navi e dei vari modificatori. Insomma, avrò guadagnato circa una decina, quindicina, dai, facciamo una quindicina di potere di commercio. Quindi magari non so, il 5-6% di potere di commercio totale. Però in realtà la cosa più facile era sbarazzarci di Napoli per guadagnarlo. Quindi non so, guadagneremo in questo modo. Abbiamo detto il 5% del totale. Il totale che si guadagna in questo nodo è 13. Noi guadagniamo il 5% di 13 in più all'anno. Che è mezzo ducato all'anno e abbiamo speso 500 ducati e tra l'altro fra poco non ce ne sarà. Se riusciamo a eliminare Napoli, appunto ci prendiamo tutta la fetta senza bisogno di avere edifici. Quindi in pratica anche se non avessi, se non distruggessi Napoli ci guadagnerei in qualche centinaio di anni, se non migliaia. Ma dato che distruggerò Napoli, in pratica questi edifici sono stati pressoché inutili. Quindi ho fatto un po' una sciocchezza. Ma non potevo neanche costruire le chiese perché mi serviva il potere amministrativo. Cos'è che questi costano? Sì, potere amministrativo anche questi, sì. Questi non servono più di tanto perché... insomma, non avrei dovuto costruirli, avrei dovuto aspettare di avere più potere amministrativo e usarli meglio. Oppure magari usarli per costruire l'ambasciata. Abbiamo un po' di inflazione. L'unico aspetto davvero positivo che si è dato alla costruzione è che abbiamo sbloccato l'edificio seguente che invece aumenta il valore di commercio, che aumenta anche la produzione, perché la base della produzione è il potere di commercio. Quindi, se non altro, abbiamo sbloccato un edificio successivo utile. Però l'edificio in sé è stato un po'... Cioè, in genere alcuni edifici sono utili, ad esempio la chiesa ci dà uno in più di tasse all'anno, costa 50, vuol dire che in 50 anni poi recuperi quello che hai speso e poi dopo 100 anni hai raddoppiato il valore, eccetera. Quindi è un buon investimento a lungo termine, possiamo dire, anche se costa un po' di potere amministrativo. Invece questi qui non sono stati tanto utili. Vabbè, non ho indicato quello sbagliato, però ci siamo capiti, i mercati non sono stati tanto utili. Adesso comunque ci apprestiamo a iniziare questa guerra. Prima cosa da fare, cavoli, abbiamo già troppi troppi
come si dice? Rivali. Ah no, aspetta. Perché la Spagna non è più rivale? Bella questa. Non c'era la Spagna qui? Ho tolto la Spagna dai rivali? Sì, no, si vede che avevo messo qualcuno e poi era a Milano magari. Vabbè, prima cosa devo fabbricare di nuovo le pretese sugli Abruzzi. Da questa guerra non so che cavoli ne tirerò fuori. Però di sicuro le due colonie del Portogallo. Quando prendo le due colonie al Portogallo, voglio vedere se si crea uno stato coloniale che gestisce lui anche quelle due colonie, quindi non mi si crea sovraestensione. Se fosse così sarebbe fantastico. Davvero fantastico, non dovrei integrarle, spende tutto il mio stato diplomatico, il mio stato coloniale. E ecco, dobbiamo fare presto. Come vedete qui c'è l'esploratore inglese che se riuscissi a ammazzarlo non mi dispiacerebbe. Comunque, devo vedere se mi si crea questa sovraestensione. Se mi si crea, non posso fare molto altro, dovrei solo conquistare le Canarie e accontentarmi, se no, se in caso contrario potrei prendere anche l'Andalusia, gli Abruzzi. Almeno queste due, magari anche una di quelle. Purtroppo Bari non riusciremo. Non riusciremo a prendere Bari perché ci scade appunto fra un anno esatto la pretesa. Non credo che in un anno riusciremo a far pace. Già. Magari invece, chi lo sa, siamo strafortunati. Però magari ci prendiamo il Salento, anche se non è collegato via terra. Noi abbiamo la flotta che ci collega a tutto, quindi non siamo troppo preoccupati. Ok, va bene, va bene, va bene. Quindi qui la nostra flotta è pronta, però il generale lo dobbiamo mandare dall'altro lato. Magari farò anche quella per illustrazioni che molti mi chiedevano in questa zona, per vedere se ci sono isole. E... Beh, il tesoro è messo abbastanza bene. Allora, dobbiamo dichiarare solo il più in fretta possibile guerra. Come vedete il Portogallo, oltre alle due colonie già costruite, ne sta costruendo altre due. Quindi lasciamo che spenda soldi inutilmente, ma nel senso che le sta preparando per noi alla fine. Questa gliela ruberemo e questa la distruggeremo, ma non subito, lasceremo che spenda un po' di soldi prima. e... Perché poi ci toccherà anche vedere dove costruirà quelle nuove. Vedo che riesce ad andare parecchio lontano, quindi spero di riuscire a individuare subito la sua nuova colonia, in modo che resti sempre sotto il nostro controllo il suo tentativo di espansione coloniale. Allora, quindi io direi mettiamo Napoli come rivale di nuovo, mandiamo una spia, no, che non esistono più le spie, mandiamo insomma un diplomatico a fabbricare pretese sugli Abruzzi di nuovo, ci impiegherà un anno e quindi vedete che Napoli non, non potremo prendere Bari perché ci impiega un anno a fabbricare la pretesa sugli Abruzzi e in un anno scompare quella su Bari, quindi. Allora, quindi adesso qui dovremmo assegnare il generale, questa la assegniamo a Venezia, così si avvicina un po'. No, anzi, ci conviene proprio già indirizzarle verso il Lazio. Allora, abbiamo tolto la pausa. Stiamo migliorando le relazioni con la Svezia. L'Inghilterra invece ci odia abbastanza. Cioè ci vuol bene, ma abbiamo relazioni negative. Portogallo è ancora insultato, va bene. Questa volta non ci servirà dichiarare due guerre diverse perché
perché la Francia è in pace col Portogallo, quindi semplicemente dovremo dichiarare guerra così. Conquista. Beh, sceglieremo uno di questi due come casus belli. Forse le Canarie più, dato che siamo sicuri di attaccare, di conquistare le Canarie, sicuri se vince la guerra naturalmente. Allora io qui farei due unità. Ok, abbiamo un esercito discreto, la Francia siamo confidenti che farà fuori tutti i nostri nemici. Grazie Francia. E quindi siamo, e qui abbiamo potere. Però siamo un po' in vantaggio, lasciamo, risparmiamone un po'. Ok, va bene, una pace. Rivolte possibili in Bosnia. Beh, già qui. Ma in effetti, quant'è che siamo avanti qua? Parecchio. 5 anni avanti. Cerchiamo di evitare rivolte, non ci voglio rivolte. Durante le guerre, poi Morea, Bosnia. Bosnia. Ah sì. Ok, lasciamo solo queste. Ci sta. Abbiamo discrete possibilità di riconquistare la Curia, eh? Perché è vero che la Castiglia è avvantaggiata, però eh, abbiamo entrambi due cardinali e entrambi uno tra i futuri, quindi dipende dall'ordine. Se entriamo prima noi col prossimo cardinale e non ne perdiamo nessuno, diventiamo noi i controllori. Se diventano prima loro, dovremmo dannarli per sempre. Ok, allora, intanto qua qui sono, vediamo com'è. Allora, sì, sono 800. Vedo che fa molto veloce ad averne nuovi. 890. Ok, qui vediamo il leader. Abbiamo tutti. Ok, qua abbiamo anche l'altra nave. Ecco, siamo sempre più pronti. Ottimo. Abbiamo anche quasi finito la costruzione dei core. E presto io credo che potremo. Abbiamo anche un modificatore, se non sbaglio, che riduce, esatto. Questo dura un sacco di tempo e riduce anche il morale dell'esercito, che non è invece non è buono. Però Luigi Foscarini. Purtroppo il generale è quello che è. Già. Però dai, penso proprio che vinceremo. Questo diplomatico, vediamo come lo mandiamo a Firenze per questo mese. Comunque, avendoci conquistato la Svizzera, maledetta, perché ci vuole male? Quanta abbiamo? No, espansione aggressiva quasi zero. In pratica ci hanno tolto, mi pare, un coalizzato contro noi. Adesso ci sono solo Austria e questi due. I toscani che hanno capito le nostre cattive intenzioni. Allora, ma sì, per la fine del mese mandiamolo a Firenze. Ok, uniamo la flotta e mandiamola a intercettare quella della Castiglia. Abbiamo già tutte. Ok, tutto al massimo qua, eh. Abbiamo perso 2 di guadagni perché abbiamo tolto le navi dal commercio. Come ci era lecito aspettarsi del resto. Presto avremo unità del tutto nuove in tutti gli ambiti. Nessuno le ha già, vero? Ui, il Portogallo le ha già. Quindi sarà difficile farlo fuori. Anche l'Inghilterra. La Francia e la Spagna sono indietro. Cioè sono come noi.
No, in realtà sono loro che sono avanti 5 anni, maledetti, come mai sono avanti 5 anni? Vabbè, però non credo che... Cioè, alla fine la guerra sarà soprattutto tra Spagna e anche loro sono 9 e Francia. Quindi il Portogallo sì, potrà fare un po' di differenza, ma penso che non basti da solo a batterli. Vediamo. Uh, ecco, abbiamo già scoperto qualcosina. Qui le navi sono in riparazione. Vediamo quanto sono cresciuti. 900 crescono a ritmo serrato, quindi non dobbiamo fare... Uh, ottimo! Assimilazione in Saint Kitts. Che nomi brutti inglesi. Allora, le nostre colonie sono questa e quella a fianco. Sì. Ok. Quindi qui ne abbiamo già due. Se ne conquistiamo altre tre, la faccenda si fa interessante. Ok, la flotta si avvicina. Voglio tendere un agguato alla flotta spagnola, naturalmente. Richiamiamo il diplomatico. Pietro Zeno. Allora, qui ci sono delle navi ma dov'è la flotta maggiore degli spagnoli? E che cavoli? Non si vede. Anche la tecnologia diplomatica. Qua, a livello 9 si hanno le navi più nuove, mi pare. Esatto. Quindi chi c'è già a livello 9? Un momento. La Castiglia è indietro di moltissimo. Aragona, Spagna. E Aragona e Francia invece hanno già il livello 9, quindi hanno navi un po' più moderne. Vabbè. E New Settlement. Guadagniamo anche uno di tasse base. Nuovo insediamento. Dov'è? Eccola qui. Dov'è che va? Non se ne sta ferma. Torna indietro. Mare Lusitano. Vediamo un po' che cosa stanno combinando i portoghesi. Se non combinano molto... Forse possiamo aspettare che la loro flotta torni indietro. Se li affrontiamo nel Mediterraneo, ci hanno già scoperti. Ma pensa. Ecco, ti pareva. Questi non ci interessano, sono nativi americani. Qui c'è una rivolta di nobili. Una cosa invece riguardante il doge, ho pensato, i doji in effetti quando sono molto vecchi è più probabile che muoiano, quindi potremmo provare a rileggerne uno che è giovane, tipo questo ha già 51 anni, quindi magari alle prossime elezioni, dato che abbiamo anche un po' i problemi di tradizione, lo, non lo rieleggiamo e vediamo invece di avere un doge che abbia tipo 40 anni o di meno e in quel caso lo confermiamo. La Lorena è diventata vassalla dell'Austria. Maledetti. Ecco, arrivano a Cadice. Come vedete, vanno a Gibilterra. Voglio proprio che mi arrivino. Dov'è che sono già qua? Gulfo. Ah, arrivano proprio ad Almeria. Appena arrivano ad Almeria, li facciamo fuori. Dichiariamo guerra. Vediamo, è tutto pronto, no? Per dichiarare guerra. La Francia anche Genova interviene. Tutti intervengono.
Questo è molto buono. Ok. Facciamo un ultimo miglioramento in relazioni con la Toscana, sì. Ok. Richiamiamolo subito. Riduciamo anche la velocità. Oh bene, abbiamo finito di migliorare le relazioni con la Svezia. Non hanno leader loro, noi siamo prontissimi. Ok, dov'è? Ok, il diplomatico è arrivato. E gli dichiariamo guerra allora. Conquista le Canarie. Tutti intervengono. Polonia, Francia. La Polonia non credo intervenga. Mi dice sì, ma credo sia un errore. Ok, dichiariamo guerra. Navarra, Aragona. Questi li mandiamo in acqua. Qui ci sono anche navi d'altro tipo. Comunque, ok, siamo partiti abbastanza bene. A Napoli vediamo se interviene. La Francia, il Portogallo, Genova, Napoli, Savoia. Ecco, come vedete, non riesco a capire perché non interviene. Anche loro, anche loro. Qui, ok. Vabbè, non è un grave problema, l'importante è che siamo noi a distruggere gli spagnoli. Allora, vediamo un po' di sbarcare il prima possibile sull'isoletta. Dovremo subito appropriarcene perché sennò diventa troppo tardi. Vai. Ok, abbiamo rubato una caracca in questo modo. Cioè, sì, una caracca. Questi dove vanno? Capo Bon. Qua. Ecco, è stato importante prendere la loro flotta impreparata. Ok, abbiamo distrutto Valencia un bel po' di navi. Allora, però, prima di tutto, ecco, questo esercito mandiamolo a Tangeri. E diamogli anche un generale, dai. Allora, qui abbiamo l'esercito, esattamente, napoletano. E noi mandiamo nelle Marche il nostro. Non temo, non ci... Ah no, si sono fermati. Ok. Ecco, qui sono scemi, esatto. Gli abbiamo preso un'altra nave pesante. Però a questo punto... Allora, ritiriamo le navi troppo danneggiate. Oh, siamo partiti benissimo, abbiamo annientato la flotta. Ok. Quella non siamo partiti bene invece qui. Beh, ma solo per un po' di sfortuna. Questi qui sono tutti cittadini, no? Nessun mercenario, il che non mi piace. Se vediamo perdere. Allora, vediamo la flotta nemica. Fa schifo, ottimo. Ormai siamo più potenti da soli di tutta la flotta. Ok. Era la flotta spagnola, la spina nel fianco. Che mi aspettavo invece è stata facilissima da battere. Allora mandiamone uno a Siena. E uno in Svizzera. Ah, sì. La battaglia degli Abruzzi. Ecco finalmente la situazione. Uè. Però non siamo fortunatissimi, eh. Qui ci sono navi portoghesi. Allora, prima di tutto ritiriamo
le navi un po' troppo danneggiate, ma sono poche tutto sommato. Quelle... Beh, dobbiamo tenere quelle pesanti di sicuro. Golfo di Lione. Andiamo nel Golfo di Lione, dai. In Bretagna c'è un disordine religioso. Ma dai, fammeli fuori un po' più decisamente. Purtroppo non abbiamo sto gran generale, eh. E ok, adesso è morto, spacciato. Allora, divido un po' l'esercito per non fargli soffrire troppo. Là. Anzi, qualcuno lo lasciamo anche qua. In Abruzzo. Ecco. Un'altra flotta. Ah, si sono riusciti a ritirare. Ok, la flotta genovese ci potrà aiutare, credo. Ecco qui, accidentaccio, meglio. Ok, ce l'abbiamo fatta per un pelo. Prendiamoci la colonia. Adesso è nostra, ottimo. La cultura è portoghese. Vedremo quel cavolo che succede poi. Allora. Ci potrebbero essere rivolte, tra l'altro. No, 0%. Il rischio è inesistente. Però, ok. Riuniamo l'esercito e gli facciamo... No, anzi, a due gli facciamo assediare Dominica. Qui ci sono flotte. E c'è la flotta inglese, è lei la più temibile. La flotta portoghese non esiste? Scusate, mi sembra strano questo. L'avevo già distrutta. Abbiamo già fatto guerre, sì. L'avevo distrutta. Ah no, esiste una flotta portoghese. Ah, l'Inghilterra non è in guerra? No! Ah! Ah certo, perché è alleata del Portogallo, non di... Ah, questa è una buona notizia. Perché l'Inghilterra non me ne facevo niente di una guerra con l'Inghilterra. Già. Ecco, andiamo a distruggere quest'ultimo esercito. Oh, qui ragazzi siete 9000 contro 1000. Comunque qui non riusciamo più a trovare le flotte nemiche. Dove sono finite? Torniamo indietro qua. Dobbiamo far fuori anche quelle della... soprattutto quella commerciale della... di Napoli che mi rompe sempre le balle. Ah, qui abbiamo un nuovo... Ok, qui arriviamo tra 3 giorni. E anche quella è la Savoia, che così un nemico in meno non fa male. Ok, li abbiamo sbaragliati. A questo punto... Beh, non c'è questa fretta eccessiva di fare... Allora, mandiamone uno in Calabria, uno in Lucania, e qui abbiamo finito i cannoni, quindi ne mandiamo questi a Bari. E tutta la zona dovrebbe essere... Voi non vi muovete? No, abbiamo capito che... Allora, cerchiamo allora di far fuori le flotte italiane prima. La Valacchia ci fa molto paura, infatti l'abbiamo distrutta
Però sti Tessali invece dovrò farli fuori. Ci manderò l'esercito di ritorno. Vediamo un po' se riesco ad attaccare. No, torniamo di qua. Con un po' di fortuna facciamo fuori. Ci rubiamo anche una nave a commercio. Due. Wow, ottimo. Siamo in perdita. Ci credo. I rinforzi costano. Ah, e anche per certo il mantenimento del... Beh, spero proprio che finisca già ora. Siamo a... Dai, se siamo fortunati, no. No, non c'è nessun colono, il che non aiuta. Vabbè. Del resto non abbiamo altri coloni da mandare. Comunque la guerra sta iniziando bene. Vediamo un po'. Ecco, bravi, i francesi stanno vincendo. Però arrivano supporti, Aiuto. E questi? Anche loro. Però anche i francesi arrivano. Insomma, ci sarà una bella battaglia. Allora io manderei un cannone qua. E qua lascerei solo il necessario. Qui però... No, stiamo rimanendo troppo sbilanciati. Perciò... Qui lasciamo i cavalieri. E portiamo. Ecco la flotta. Va a Gulf of Gabes. Però arriviamo prima noi. Trovali, dai. Ok, li abbiamo incontrati. Loro hanno parecchie galee, vedo. Cavoli. Ah, perché si sono uniti. Hanno unito le forze. Ma nonostante questo, non, non potranno confidare nella vittoria. Ok. Siamo sbilanciati. Accidentaccio. Non volevo finire sbilanciato. Allora facciamo un reggimento di fanteria. Allora, qui abbiamo scaricato l'esercito. Allora, anche questo lo raccogliamo. Abbiamo guadagnato una galea. Ti prego, arriviamo? Sì, arriviamo in tempo. Vediamo sta galea dove è finita. Però a sto punto devo vedere. Sì, siamo sempre dentro il limite. Finché siamo dentro il limite va tutto bene. Qui dobbiamo togliere un po' di navi distrutte. Allora. E queste invece? Lasciamo solo queste due e le altre le riportiamo. Ok. Sono messe molto meglio adesso. Allora, l'unica cosa è che per andare qua non sarà facile. Perché non possiamo passare, devo conquistarla sta. Prima o poi. Intanto arriva a Golfo di Valencia la... Ok. Non dobbiamo aver pietà. Tu
Vammi qua. Bravi, i genovesi danno aiuto. Bene, i francesi stanno distruggendo un po'. Tutti gli eserciti nemici se la stanno passando male. Infatti stiamo vincendo. Lo dobbiamo... giusto, l'obiettivo della guerra proclamato sarebbero le Canarie. Già se ci siamo presi San Martin, che rinomineremo San Paolo, che è quello che ha inventato. E... o questa la chiamiamo San Paolo. Cioè quello che ha... Qui sto sbagliando, ecco. Mandiamo. Allora, se affondiamo la flotta portoghese, a quel punto possiamo anche... Allora, qui uniamo però le flotte. Possiamo anche ridare il leader all'altra flotta. Però sta flotta portoghese non se ne va. Allora, dove sono le flotte nemiche? Quelle in Napoli, cioè. Quelle... Ecco, andiamo a far fuori del tutto queste. Qui dobbiamo unirci. Con quest'altra flotta. E andiamo. Allora Ecco, con questa flotta potremo anche caricare l'esercito poi. Intanto qui possiamo progredire. Però al momento, beh, ci dà... No, non ci serve niente. Allora, andiamo qua, dai. Ui! Accidenti, ci mancavano... qui siamo strasbilanciati. I contadini. Ma c'è rischio di rivolta, quindi nel regno... No. Cioè, è scoppiata una rivolta proprio solo perché c'eravamo lì noi. Ci sarà stato qualche evento. Ma così... Così perdiamo 3 reggimenti costosissimi. Proviamo. Questi arrivano un po' prima. Cioè. Dai che li salviamo. Per fortuna sono solo contadini. Ok, qui abbiamo distrutto definitivamente la flotta nemica. Ci liberiamo di quelle 2 navi perché sinceramente di Cogne ho già abbastanza. E anche di galee. Ok, Aragona non ha più flotta, ci sono queste 2 e quella portoghese che fa la minacciosa, ma non credo sia così potente. Tra poco potremo riprendere i commerci praticamente. No! Un raccolto povero. Una nostra colonia ha sofferto un corso di una susseguirsi insomma di poveri raccolti. Non possiamo abbandonare, ma abbandoniamoli. Uffa. Non guadagniamo più tanto di questo potere diplomatico. Vabbè. Ok, ottimo. Sofia. Adesso solo SUS non abbiamo integrato. Quando la integriamo aumentiamo la stabilità. Cioè. Ok, adesso contadini, mi dispiace. Ma avete davvero rotto i cosiddetti? Ecco, adesso ci troveremo contro la flotta. Allora, vediamo qua. Ecco, come mi immaginavo,
sono arrivati. Accidenti. Accidentaccia. Senza esercito a controllare. Ma reclutiamo 2 reggimenti. No, uno qua e uno qua. Facciamo così. Ci serviranno per proteggere meglio le colonie. E questi li mandiamo in Giamaica. Ok. Qui abbiamo gli altri 2, li mandiamo qua. Ecco la flotta portoghese. Che va e torna indietro, va, torna indietro. E ha anche un po' stancato. Ok, abbiamo distrutto completamente la flotta napoletana. Intanto qui... Accidentaccio. Ok, mandiamo uno di questi. E facciamo far ritorno a questo. E lo rimandiamo in Lucania. E questi li rimandiamo nel Lazio. Questa la rimandiamo di qua. E poi la mandiamo a distruggere sta flotta portoghese che mi sta così antipatica. Dove saranno quegli inglesi? Se riesco a trovarli, li distruggo. Insomma, distruggo pure loro. E ciao e addio. Vediamo come va qua. Vedo che guadagniamo un sacco. Qui c'è qualcuno che ci insegue. No, solo Magonza che a dire la verità non mi fa parecchio paura. Ok, ecco. Guarda dove sono. Fantastico. Ok, la Siena e la Svizzera. Salisburgo non ci interessa molto. Ok, dopo aver distrutto quella flotta... Allora... Possiamo assegnare il generale all'altra. Pietro Zeno. Ecco, qui abbiamo reclutato quell'unità. Qui non siamo ancora arrivati, penso. Arriviamo solo ora. Ok. Mandiamo una COG a bloccare di qua. Una COG la lasciamo qua. Sarà rischioso. Forse lasciare anche la nave pesante meglio. Ok, abbiamo affondato anche tutta la flotta portoghese. A questo punto manca solo... Allora, noi dobbiamo assediare un po' di luoghi. Direi che... Allora, abbiamo anche un diplomatico che possiamo mandare qua magari. Ma li tengo abbastanza vicini, questi diplomatici. Vediamo se escono. No. Ok, allora adesso togliamo il generale, non ci serve più. L'ammiraglio, scusate, e iniziamo a trasportare un po' di navi. Come vedete esiste solo quella micro flotta lì, che non fa paura proprio a nessuno. Ah, ci state provando, a far fuori i pirati. Ok. Qui va tutto bene, insomma questa guerra sta andando sempre meglio, però vedo che c'è un forte esercito ancora nemico
e che i francesi non lo attaccano. Interessante. Appunto io adesso penso che tutto sommato queste le possiamo mandare ad Alessandria. Qui nessuno assedia, vabbè, non ci interessa molto. Ecco, come vedete si prepara la battaglia. Ok, abbiamo anche integrato SUS e a sto punto il costo è il minimo che in questo momento sia possibile. Aumentato dell'86% dalla mancanza di tradizione repubblicana, però almeno andiamo a -1, dai. Non possiamo rimanere così instabili. Allora, io manderei una galea, proviamoci, a bloccare questi antipatici. Poi qui tolgo il generale a sto punto. L'esercito lo mando a distruggere, anzi lo mandiamo in Epiro, a distruggere gli antipatici. Ecco, qui abbiamo fatto fuori la nave. Ce la faremo? Oh mio Dio. Questi si sono ritirati, però sono 47.000. E dov'è l'esercito francese? Fatemi capire. Sta perdendo parecchie unità. La Francia sta soffrendo una atroce logoramento di guerra, insomma. Qui chi ha vinto? I pirati hanno vinto. Vabbè, ce la faranno, prima o poi impareranno a cavarsela. Eccoli qua, i nuovi insediamenti portoghesi. Ok. Andiamo a far fuori i nobili tessali che si rivoltano a noi. Maledetti. Allora, qui tra l'altro, no, è assurdo. Vediamo ste navi da... No, vabbè, li facciamo riposare un po'. Dai. Allora, intanto gli ottomani stanno combattendo con... Non riesco a capire se con successo. Sembra con successo, però sono stati anche occupati. Insomma, combattono contro questi qua. Gli ottomani hanno un prestigio terribile, -99. Perché li abbiamo mandati in bancarotta? No, cosa succede? Ah sì, arrivano. Allora, la COG la mandiamo subito qua. Questi hanno cultura portoghese, ma non spendo io per integrare perché voglio vedere quando si forma lo stato coloniale. Barcellona 31, però arriva prima loro. Ecco, cosa succede quindi? Qui è tutta una situazione di stallo. I genovesi ci aiutano di qua, benché in effetti dovremmo provare a migliorare le relazioni con loro perché ci vedono come una minaccia, nonostante siamo alleati. Hanno capito tutto i portoghesi e i genovesi. Ma tu vammi ancora ad Alessandria. Voi, ecco, il 2 giugno è perfetto. Qui c'è un'altra flotta da mandare ad Alessandria. Da qui
qui dovremmo staccare probabilmente questa. Ok, quindi questa ad Alessandria, questo deve ancora ripararsi. E qui abbiamo ingaggiato il nemico, che è sbilanciato. Stranamente, di solito siamo noi quelli sbilanciati, adesso non lo è più. Comunque l'abbiamo fatto fuori col massimo del successo. E adesso andiamo ad aiutare i francesi, insomma. Sì, mi sa che servirà. No, lasciamoli fare. Non ho voglia di perdere tutta la manodopera, a dir la verità. Sono convinto che i francesi siano capaci di badare a se stessi. Ok, ho dovuto spendere un po' di... Ok, qui ci sono le nostre flotte. Se riesco a unificarle, meglio. Quanto che guadagniamo dal commercio? Forse è davvero meglio mandarli tutti ad Alessandria. Anche perché in questo momento a Venezia siamo al sicuro perché abbiamo distrutto la flotta nemica. Allora, quindi questi cosa fanno? Si attaccano a vicenda. Chi arriverà? Nessuno, si fermano. Mio Dio, quanto sono stupidi. Ok, voi andatemi per favore dove le colonie non sono ancora. Ho visto che questi ribelli, non ribelli, sta gente, insomma, è molto propensa. Ok, voi andatemi qua che vi assegno. Gli esploratori, andiamo a esplorare un po' i mari. Allora, qui com'è la situazione? Arrivano pure i rinforzi alla Savoia. Allora, quindi qui aspettiamo la fine del mese. Così questo lo mandiamo. Vediamo. Oh, bene. Commerciamo in schiavi. Questo è un grande vantaggio. Ah, bene, anche ad Alessandria abbiamo il potere commerciale più alto. Grazie alle nostre flotte. Guardate, mio Dio, mandiamo 7 a Venezia. Quindi 16, mio Dio. Che meraviglia. Prima o poi anche a Costantinopoli regneremo sui commerci. Allora, questi quindi gliel'abbiamo detto di andarsene. Questi li dobbiamo imbarcare e li mandiamo. Avviamoci da queste parti. Insomma. Esistono flotte spagnole al momento e quindi io temo che vogliano attaccare qualcuno. Intanto qui se i francesi non si sbrigano ad attaccare, vabbè che loro spendono per ridurre la... Però se non si sbrigano rischiano di perdere tutti gli uomini. Ecco, gli inglesi hanno problemi religiosi, bravi, meglio perché sono protestanti, sti disgraziati. Allora, qui cerchiamo di unire le flotte perché, anzi, uniamole subito. E questo me l'aspettavo in effetti. Tanto questa è una galea, non sai quanto mi interessa delle galee. Dov'è che è un po' lontana la nostra flotta? "22 navi ad Alessandria". Abbiamo già finito l'assedio di Bari. Potremmo andare a assediare la Savoia con questo esercito. Però è un po' piccolo forse. Forse era meglio dotarlo di... Qui alla fine non ce la caviamo malissimo. Insomma, arrivano i francesi ad aiutarci. In effetti qui potremmo... Scusate, 2 bloccate voglio staccare. Galee. Una qua per Napoli. E una qua. Ok.
o anche 3. Sì, tanto non... E c'è una flotta nemica qua, in effetti, eh. Allora, però dobbiamo bloccare un terzo porto, quindi stacchiamo le 3, mi sembra più adeguato, no? Qua. Ok, abbiamo vinto. La nave è un po' distrutta, però per il resto va tutto bene. Allora, qui come siamo messi? Da quanto tempo sei? Non sei da tanto. Allora, andiamo a esplorare, dai. Tessaia, San Kitts, ok. Ok. Anche gli Abruzzi sono assediati. Un'altra ottima notizia. Andiamo a assediare il Piemonte. Guardate che meraviglia. Vabbè, sono tutte e due meravigliose le possibilità, però io punterei sulla stabilità. Allora, un santo fa un miracolo. È davvero un miracolo questo. Alcune piccole... piccole... Mio Dio, cosa ho detto? Alcune persone, erano... queste cose non succedono più neanche in Italia, naturalmente. Sono così devote nella loro religione. Ah, sì, questo non succede più in effetti. Erano così devoti nella loro religione che davano aiuto ai poveri e curavano i malati. Erano spesso chiamate santi e i loro atti, per i loro atti, erano alcune volte anche creduti, si credeva che facessero miracoli. Non so perché aumenta il desiderio di riforma, ma sì, la stabilità è più importante del controllo sulla curia. Cioè, e poi lo riguadagniamo comunque il controllo sulla curia. Quindi andiamo finalmente in pari con la stabilità. Evviva! Grandissimi. Ok. Ormai stiamo bloccando tutta Napoli, cioè tranne il Salento che comunque ormai è quasi caduto. Non abbiamo... Ah, l'abbiamo la pretesa, è vero, perché siamo in guerra e non la possiamo perdere mentre siamo in guerra. Quindi sta andando davvero tutto a meraviglia. Questa è nostra, vero? Non è quell'isola portoghese. Ok, questi vanno. Allora, dobbiamo scoprire tutto questo pezzo di mare. Allora, qui abbiamo tutto l'esercito. Qui come va? Mio Dio. Dove andate? Ma siete pazzi? Si ritirano in Francia, insomma. Prima di tutto io pensavo Melilla, Salento. Ok. E questo andiamo a Nizza. Melilla e le Canarie le dobbiamo assediare. Sono certamente importanti. Oh, bene, Dominica. Dominica. Queste perché le avevo lasciate qui? E non qua, ad esempio? Ecco, io qua ho fatto una cavolata. Lasciamo, va più lenta con le cog. Lasciamo. Mandiamo le cog dove servono, no? È una cavolata, una cosa che ci lascia anche abbastanza indifferenti. Miglioriamo le relazioni con l'Inghilterra, vai. Qui loro stanno facendo un gioco ignobile di avanti e indietro da 2 ore. Quando è che andiamo? No. Vediamo se hanno... Water shortage. Il leader sarebbe utile da dare qua. C'è già un leader? No, Genova non ha un leader. Qui c'è una bella battaglia a cui noi non potremo. Ah sì che possiamo partecipare, mandiamoci questi. Possiamo anche mandarci questi in effetti. Ma sì, ma mandiamoci, tanto non abbiamo tutta sta fretta. Anzi, mandiamoci solo quello. Ok, la Tunisia si è aggiunta.
già vincerebbero senza di noi. Mio Dio, vogliono che muoiano. Vediamo. No, li aiutano, poi quelli tornano indietro. Che idioti. Va bene, lasciamo perdere i commenti. Sono sicuramente più intelligenti di quello che sembra. Sicuro, eh? Non lo dimostrano, però. Ok, anche questa battaglia navale sembra che la vinceremo. Finora abbiamo perso. Wow, si sono fatti trovare impreparati in alcune battaglie. Ok, quindi qui lasciamo quel tanto di uomini necessario. Anzi, questo non è necessario. Mandiamo questi a Melilla. Poi carichiamo appunto. Ah, non abbiamo già più. Questo esercito da solo non potrà fare un cavolo. In effetti, scusate. Stacchiamo le danneggiate. Mandiamone una nuova galea qua. E il resto lo approntiamo per le Canarie. Ok, Genova ha assediato. Va bene. Bravi. Siamo noi, sì. Questo è finito. Solo il treno. È così basso? No, secondo me è più alto. Allora. Perché la COG l'ho mandata qua e non là? Allora, comunque adesso dovremmo preoccuparci di questi. Beh, abbiamo tempo, non c'è fretta. Anzi, quasi quasi, se la cosa dura fino alla fine della guerra, questi li facciamo fuori. Potremmo anche integrare. Mio Dio! Me le abbiamo guadagnate noi quelle navi? No, noi siamo sempre le nostre 3 navi che mandiamo indietro a Napoli. Le hanno guadagnate i genovesi. Va bene. A questo punto inseguiamoli. La flotta nemica consta di ben 8-9 navi. 9 navi. Cosa combinate? Vabbè che tutto sommato la Francia se la cava sempre, dai. Adesso anch'io ho la stabilità neutra se non altro. Allora, questa galea la facciamo riposare. Qui sbarchiamo l'esercito. Ok. Bene. Antigua perde ferocia. Qui non si sa, non riescono ancora a combinare niente. Allora. Ok, siamo sbarcati. Ah no. Ho sentito un sonoro che sembrava. Allora, adesso assediamo anche costoro di certo. Vaud, siamo arrivati a Vaud e assediamo il Piemonte a sto punto. I Sargassi, molto belli però. Mio Dio, in questo mare aperto ci sono un po' di problemi per le navi. Ok, il diplomatico è arrivato. Che gli facciamo fare a sto diplomatico? Non so neanch'io. La Carinzia, perché non ce l'ha? È una provincia molto ricca. Se per caso prima o poi torneremo in guerra con sti qua,
Però in effetti già ci odiano. Però non hanno troppa Crane, abbiamo detto. La Carinzia. No, Crane non so qual è. La Carinzia è questa forse. Però questa è più adeguata forse alla nostra posizione. Ma è che queste producono un ferro che mi ispira più del grano. Insomma, più che altro è l'Ica che ci interessa in questa zona. E che cavoli. Se no sai a chi potremmo? Mosca qui non arriva ancora. Prima che ci arrivi Mosca. Queste province sono interessanti. Però in effetti noi dobbiamo stare tranquilli adesso. Non possiamo prendere... No. No, cosa succede? Ok. Troppe province straniere no. Questo computer non è adeguato ai giochi moderni e soprattutto se il registro va ancora più lento, insomma. Ma sì, proviamo a fabbricare pretese su Crane, dai, su Crane. Speriamo non ci scoprano. Ecco, abbiamo fabbricato di nuovo la pretesa sugli Abruzzi. Vedete, Napoli la potremmo già far pace in effetti. Questi se ne tornano indietro perché sono distrutti. Mio Dio. Sti qui sono dei pazzi. Gli altri sono dei distrutti. Luigi Foscarini. Poi lasciamolo lì intanto. Qui di nuovo. Ma qui quando è che arriviamo? Mai. Vabbè, andiamo di nuovo ad attaccare. Due navi pesanti francesi. Credo basteranno. Facciamo così. Stacchiamo le danneggiate. Mandiamo anche le nostre, ma non ce ne sarà bisogno. Allora, 2 dicembre. Oh, Napoli è caduta. Mandiamo l'esercito qua. Ok, qui un'altra flotta napoletana distrutta. Distrutta, non l'ho ancora distrutta in effetti. Qui abbiamo vinto. Allora mandiamoli qui in effetti a bloccare. Finalmente abbiamo spedito l'esercito, questi li facciamo tornare fra un mesetto. Allora, qui siamo arrivati. Mio Dio. Però non abbiamo scoperto isole. Meglio tornare indietro. Infatti non ce l'abbiamo fatta, eh? Infatti non ce l'abbiamo fatta. Allora, il diplomatico cosa ne facciamo? Württemberg, ma sì, miglioriamo col Württemberg. Ci ama, è l'imperatore. Ma sì, miglioriamo la situazione. Se no lo Stato e la Chiesa cosa pensa di noi? Lo Stato ci odia ancora. E volevo revocare quello stupido editto. Però loro dovrebbero migliorare le relazioni con noi per farlo. Vorrei fare un'alleanza con loro. Sono sicuro che così potremmo. Un'alleanza assai inutile, molto opportunistica. Ecco, addio Genova. Ma perché? Mi sa che non riusciremo a prendere l'Andalusia. Molto improbabile prendere l'Andalusia. Questi intanto li mando un po' più vicini alle colonie nemiche.
Calabria. E noi rimaniamo in Calabria. Tra l'altro la Calabria non dura molto. Nostro agente scoperto 10 di... Ok, forse non è stata una buona idea. Ok, questo se sta tranquillo ormai. Commerciamo pure in caffè, non so bene come. Come mai commerciamo in caffè? Che non lo produciamo nemmeno. O sì? Lo produciamo? Zucchero, cotone, cotone. Dovremmo commerciare in zucchero e cotone e tabacco al massimo. Non in caffè. Dov'è che producono il caffè? E per via del trade. Abbiamo molto potere in questo trade node. Per qualche ragione. Quindi ci appropriamo del commercio dei poveri. Vabbè, ok. Ok, ce l'abbiamo fatta a tornare. Ci mando ste due navi. Aspetta, lasciamo la COG. E poi mandiamo questa ad esplorare, anche se è un po' lenta a dirlo la verità. Le caracche non sono il massimo per l'esplorazione. Allora, a voi invece dobbiamo assegnare un generale. Ah, tra l'altro tutti e due i generali non sono assegnati. Vabbè, il migliore lo assegniamo a voi. Scusa, perché questo possiamo anche mandarlo qua, tra parentesi. Vediamo qua, cadrà, ecco, la Calabria è caduta. Boom. Addio esercito francese. Cavoli. Ah, tra l'altro, no, sono passati di livello e noi no. E loro no. Questa non me l'aspettavo. Quindi è possibile che perdiamo? No, non credo. Però non ci sarà mica tanto facile vincere. Le abbiamo messe insieme al nostro esercito. Vabbè. Poi riposatevi un po'. Se non sbaglio, sì, come flotta siamo messi bene. Se non sbaglio, non c'era da sbagliarsi, è proprio evidente. Ma stacchiamo le danneggiate e continuiamo l'esplorazione, dai. Com'è che è? Poi da queste proveremo ad andare a tornare indietro. Finito il trattamento. Tutte queste zone. Allora, vediamo un po' com'è. Tipo qua. Ma se il rischio è così basso, posso anche non spendere tutti quei soldi. No! La coalizione mi ha dichiarato guerra. Aie, aie. Ok. Calma. Calma. No! Come faccio a stare calmo? L'esercito francese alleato ci aiuterà la Polonia. Ok. Ok. Beh, era un rischio che potevamo aspettarci. Ok, non ho fatto bene a mandargli. O forse sì, perché alla fine potrò annettermi questa. Se vinciamo. Però in questo modo
la posizione di queste armate è davvero a rischio. Qui chi vince? Qui sono pazzi sti francesi. Ok. Dovrei far pace. Cioè, però prima di far pace devo... Allora. Questo perché non l'ho lasciato qui. Non ho neanche più artiglieria. La loro coalizione non ha flotta. Però ci saranno anche... Vediamo gli alleati che entrano in gioco. Polonia, Francia, Genova aiutano noi. Nessuno loro. Ma loro ce ne hanno di alleati. Che esercito hanno? Più piccolo del nostro. Calmi voi, Allora, richiamiamo un diplomatico. Vediamo per capire un po' meglio la situazione. Anche questi sono in guerra. Forse qui si nasconde qualche armata. Allora, facciamo così. Cavoli facciamo? Cerchiamo di far fuori questi dobbiamo ritirarli, mi sa. Vedo se riesco a far pace con loro. Cavoli, chi se l'aspettava questa? Beh, in effetti ha approfittato della situazione. Qualcuno intelligente c'è. Però avrei preferito che non fosse troppo intelligente in questo momento l'Austria. Vabbè che non è intelligente perché vinciamo, Non creda certo di poterci sopraffare. Prima di tutto dovremo distruggere le colonie portoghesi rimanenti, che sembrano essere solo ste due. Ok. Qui non riusciremo quasi certo a vincere. Voi dovreste mandare i supporti, ragazzi. Vincereste con i supporti. Allora voi rintanatevi qua. Noi qua che cavoli facciamo? L'unica cosa che potremmo fare in effetti al momento è concentrare gli sforzi su una sola. Dove vai? Tu cosa resti lì? Se voglio farebbe pace. Assolutamente. Cioè cosa ci chiederebbe? Ok, tipo cose assurde. Certo, farei pace con te a questi termini, Non temere. Che cavoli combinano? Boh. Ok, abbiamo finito. Grandissimi. Questo era proprio necessario. Io speravo che questo ci aiutasse, invece no. Bene, Ceuta è caduta. Qui come va? Non arriverà mai sto qui. Qui perdono sti francesi intelligentoni. Allora, che cavoli dovrei chiedergli? No, magari possiamo far pace con Napoli, ecco, una cosa intelligente sarebbe far pace con Napoli. Non so se è intelligente, perché sarebbe più intelligente far prima pace col Portogallo, che però non farà mai pace con noi, giusto? Questi sarebbe meglio farli fuori prima che abbiano opportunità. Ma più che altro... Ah, ok, sono qui l'esercito nemico.
Ah, bravo, invadi la Francia. Però mi dispiace che... Cavoli, siamo stati sfortunati per via della tecnologia. E le Canarie quanto ci impiegheremo? Mio Dio. Va bene, dai, allora nel prossimo episodio, guerra contro l'Austria e fine della guerra della Castiglia. Chiudiamo qui questo episodio. Va bene, dai, alla prossima.